Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento settimanale con A voi la linea. Dopo le scosse registrate ieri con epicentro nella zona di Faedis, a distanza di una settimana da quelle di Dogna e Moggio Udinese, abbiamo chiesto all'esperto di fare chiarezza. Da Carla Barnaba, sismologa del CRS di Udine, dell'OGS, arriva un messaggio rassicurante. Si tratta di un'attività assolutamente normale per il nostro territorio. Sentiamo. Ieri sera, 20 febbraio, ci sono stati due episodi di eventi sismici sulla pedemontana friulana nei dintorni di Faedis. La scossa principale è avvenuta alle 22.05 di magnitudo 2.6, seguita a breve distanza da una replica di magnitudo 1.3. Gli episodi si collocano in quella che è la sismicità di fondo del Friuli. Noi sappiamo che la sismicità friulana è soggetta a fluttuazioni, quindi ci sono periodi in cui registriamo terremoti che possono essere percepiti dalla popolazione in maniera più viva, più vivace, e momenti invece in cui questa sismicità è più silente e quindi noi non ci accorgiamo. C'è da dire che l'OGS con la sua rete sismometrica ogni giorno registra terremoti di varia natura. Ovviamente gran parte di questi terremoti sono di carattere strumentale, quindi percepiti soltanto dagli strumenti, non dalla popolazione. Generalmente i terremoti devono avere almeno una magnitudo di 2.8 per essere percepiti dalle persone. Ovviamente ci possono essere delle circostanze particolari, tipo appunto le ore serali in cui c'è meno traffico, la gente a casa, distesa sul divano, che favorisce la percezione di questi eventi. Il terremoto di ieri sera è uno di questi terremoti al limite della percezione. E da quello che ho potuto capire io, anche a Udine, le persone che vivono nei piani alti hanno avuto la chiara percezione di questi eventi, mentre le persone che vivono nelle case basse forse no, perché appunto la magnitudo contenuta dell'evento ha fatto sì che il terremoto sia stato percepito proprio nell'immediato. Ovviamente sui piani alti questo invece è più facile anche per terremoti più piccoli. Oppure abbiamo percepito lo scricchiolare dei mobili, questo è un classico, una classica spia per questi terremoti di questa magnitudo. Ovviamente il fenomeno dà fastidio, lo sentiamo, lo percepiamo, proviamo paura, soprattutto le persone che hanno dei brutti ricordi legati al terremoto, quindi capiamo benissimo noi esperti che il terremoto, anche terremoti questi così piccoli, che per noi sono terremoti appunto strumentali, creino molta ansia nella popolazione, lo capiamo benissimo e capiamo proprio il disagio delle persone e la volontà di capire di più il fenomeno. Ma come ho detto, questi terremoti sono terremoti di fondo, quindi classici per la sismicità friulana, perché il Friuli è una regione sismica e quindi è normale che questi terremoti avvengano. E ricordiamo che proprio recentemente, la settimana scorsa, abbiamo avuto un altro terremoto interessante, chiaramente percepito dalla popolazione, avvenuto anche quello durante la notte, il 15 febbraio. Quello invece era un terremoto di magnitudo 3.4, un terremoto decisamente più energetico di questo della sera scorsa, e quindi questo è stato percepito più chiaramente in una zona più vasta. Ovviamente, di nuovo, anche questo è un terremoto, diciamo così, classico, normale per quanto riguarda il Friuli. Se noi vogliamo andare indietro e trovare un terremoto, un episodio, un ENIM più importante, dobbiamo andare indietro a ottobre del 2021, il 21 ottobre del 2021, quando abbiamo avuto il terremoto nell'intorno di Leggio, vicino a Tolmezzo. In quel frangente abbiamo avuto un terremoto di magnitudo 3.8, seguito anche questo l'indomani da una replica di 3.4, quindi è normale che dopo un terremoto abbastanza energetico si registrino altre scosse. Quindi per adesso è tutto nella norma, tutto già visto ed è una cosa abituale. Sicuramente di terremoti come questi ne accadranno tantissimi altri, e quindi quello che posso dire è che proprio è la caratteristica, la firma della sismicità friulana. Un terremoto, perché faccia danni alle cose, deve avere un'intensità epicentrale, quindi scala Mercalli del sesto grado. Quindi vuol dire che deve avere come minimo un 5. Da 5 Richter in su un terremoto può far danni. La zona comunque è classificata come primo livello della sismicità del Friuli, quindi di fatto le case nella zona dove è venuto il terremoto sono tutte case antisismiche, ricostruite dopo il terremoto del 76.
Ultima pagina, il Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia ha presentato oggi il fondo aggiuntivo legato alle produzioni in lingua friulana, uno strumento per incentivare le produzioni cinematografiche in marilenghe. Ha seguito per noi la presentazione Daniele Paroni, sentiamo. Sono al visionario, grazie della linea, al visionario di Udine, dove è stato presentato il fondo aggiuntivo per l'audiovisivo. Con me c'è Paolo Vidali, direttore per il fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, che ci illustra quali sono le condizioni, appunto le possibilità per accedere a questo fondo. I requisiti per accedere al fondo sono i medesimi degli anni passati. Il fondo esiste da 15 anni e noi appunto diamo dei contributi per la realizzazione, per lo sviluppo e per la realizzazione di prodotti audiovisivi. Da quest'anno ci sarà un fondo aggiuntivo che verrà dato alle produzioni in lingua friulana. È aggiuntivo in quanto questi progetti devono superare, come tutti gli altri, la valutazione del comitato tecnico, quindi saranno assolutamente progetti dello stesso valore, almeno dello stesso valore degli altri progetti audiovisivi. Il finanziamento aggiuntivo è un incentivo per utilizzare la lingua friulana, ma non vuole essere e non sarà un rinchiudere i progetti in lingua friulana in una seconda categoria o comunque in una categoria a parte. Saranno progetti che avranno le stesse qualità degli altri progetti, ma avranno in più la lingua friulana e per questo avranno un finanziamento aggiuntivo. Senta Vidali, quali sono i paletti? I paletti sono rappresentati innanzitutto dal fatto che il progetto deve essere presentato da un'impresa che abbia come scopo principale quello della produzione audiovisiva, quindi non possiamo accettare domande da associazioni oppure da privati, e questo è il primo paletto. Il fondo è alimentato dall'assessorato alle attività produttive, quindi tende giustamente a sottolineare l'aspetto produttivo e imprenditoriale dell'attività cinematografica. Poi ovviamente ci sono i paletti determinati dalla qualità intrinseca del progetto e quindi dalla capacità dei professionisti coinvolti, ovviamente, quindi sono importanti i curriculum, e anche e non solo dalle capacità produttive dell'impresa, cioè dalla sua capacità di relazionarsi in un mercato nazionale e internazionale, quindi poi di fatto a rendere fruibile quello che sarà il prodotto finale in un territorio più ampio. Senta, il fondo per l'audiovisivo è cresciuto negli anni, prova ne è che anche quest'anno c'è qualche soldino in più. Sì, diciamo che è cresciuto con alterne vicende nei nostri ormai 15 anni di vita. Negli ultimi anni sicuramente questo incremento è stato più sensibile perché anche quest'anno avremo una cifra disponibile per i contributi di 1.250.000 che è quella che abbiamo avuto nel 2021 e che è sicuramente la più alta nella storia del fondo, ma forse il risultato maggiore è nei risultati appunto che i film prodotti dalle imprese di questa regione hanno ottenuto sui mercati internazionali, sui festival. Io ricordo che quando il fondo è nato nel 2007 nessuna produzione realizzata da un'impresa di questa regione aveva avuto riconoscimenti fuori dal nostro territorio. Da quando il fondo esiste 46 produzioni realizzate da imprese del territorio sono state presentate sui principali festival internazionali, quelli che vengono chiamati i festival di serie A. Senta, il ruolo dell'Arlef? Il ruolo dell'Arlef è importante non solo perché è attraverso l'Arlef che c'è fondo aggiuntivo e quindi una disponibilità economica ulteriore, ma l'Arlef avrà in qualche modo la responsabilità dell'aspetto linguistico, quindi non saremo noi e non sarà il Comitato a stabilire la validità linguistica di questi progetti, ma sarà l'Arlef a farlo, ovviamente per le competenze che l'Arlef ha. Allora io ringrazio di cuore il dottor Paolo Vidali, direttore per il fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Dal Cinema Visionario è veramente tutto, a voi la linea.
Parliamo ancora di economia. Il settore terziario, che ha vissuto 2 anni di crisi a causa della pandemia e delle restrizioni, ha bisogno ora dell'aiuto della Regione per poter ripartire. Confcommercio ha organizzato una tavola rotonda con l'assessore alle attività produttive Sergio Bini per fare il punto sulle richieste e sulle necessità. Sentiamo. Facciamo effettivamente il punto sul terziario con il presidente appunto nazionale di Confcommercio Giovanni D'Apozzo. Sono emersi dei dati importanti nel corso di questo incontro? Sì, i dati li stiamo rappresentando sia a livello nazionale che alcuni dati anche regionali. Vediamo però quello che è il sentiment. Il sentiment era a fine estate, inizi autunno positivo. Sembrava che uscissimo da questa benedetta crisi pandemica con annessi e connessi. Ad oggi ci troviamo ad avere un'inflazione aumentata, le bollette schizzate, il potere dei consumi delle persone è diminuito proprio in virtù di questi elevati costi delle bollette energetiche, tutti i finanziamenti avuti nel periodo Covid che devono essere ritornati, chiaramente con delle cifre estremamente molto significative, un atteggiamento governativo a mio avviso nei confronti dei disposti pandemici che è completamente disallineato dagli altri paesi europei. Ci è stato presentato come grande punto di ripartenza il popcorn e le bibite nei cinema, ci viene da sorridere a tutti. Ecco, tutto questo ci pone in una situazione meno positiva rispetto a quella che avevamo qualche mese addietro. Ecco, questo per quanto riguarda a livello nazionale, ma qui a livello locale, scendiamo nella situazione della nostra regione, rispecchia praticamente l'andamento generale? Sì, perché le tematiche sono sovraregionali, quando parliamo di inflazione, quando parliamo di bolletta energetica, di aumento del gas, quando parliamo di rientro degli impegni finanziari, il livello non è chiaramente quello territoriale ma è quello nazionale. Sulla regione molto è stato fatto e anche i numeri confermano che sia in termini di supporto economico finanziario alle imprese sia anche su una linea parallela di investimenti, in particolar modo nel settore turistico, la regione è molto attenta al comparto del terziario, però qui le dinamiche sono molto più ampie e più complesse. Ecco, quindi oggi in particolare voi alla Regione che cosa chiedete? Un ulteriore sforzo, ulteriore attenzione? Un'ulteriore attenzione, i problemi sono principalmente quello creditizio, finanziario creditizio, sul quale la Regione chiaramente può fare qualcosa, e quello in virtù anche della presidenza del Presidente Fedriga come Presidente della Governo delle Regioni, di farci uscire una volta per tutti da questi tunnel pandemici che stanno limitando la vita ai cittadini, alle imprese, ripeto, cosa che in altri paesi europei ormai è già superata. Assessore, lei ha usato una frase molto pesante, cioè lei si sente, lei e la Regione, prigioniero politico delle non scelte fatte negli ultimi 30 anni. Tanti nodi, ho detto una cosa sacrosanta che magari non tutti hanno il coraggio di dire, ma se i nodi che stanno arrivando al pettine oggi sono questi, probabilmente certe scelte che andavano fatte anche 30 anni fa non sono state fatte. Mi riferisco per esempio a un piano strategico energetico nazionale al fine di garantire, non dico l'autonomia, ma insomma una percentuale di autonomia sicuramente superiore rispetto all'attuale. Tradotto, oggi non dovremmo subire politiche di prezzo dettate da altri paesi, ma probabilmente saremmo noi stessi protagonisti in tal senso. Sapete, a volte ci sono delle scelte difficili da fare, magari che vanno contro il consenso popolare, ma debbono essere fatte con un senso di responsabilità se davvero vogliamo traghettare il nostro Paese oltre le secche che ci hanno caratterizzato per tanti anni, perché oggi è stato evidenziato da più persone quanto l'Italia negli ultimi anni è cresciuta dello 0, tradotto l'Italia paese immobile da un punto di vista di crescita.
Se tu vuoi crescere devi togliere tutte queste zavorre che purtroppo ti hanno rallentato. Senta, per quanto riguarda la Regione, ci sono già degli strumenti che la Regione ha messo in atto per venire incontro alle esigenze appunto dei settori in maggiore sofferenza. Adesso c'è la possibilità di avere ulteriori strumenti o di implementare gli strumenti che avete già messo a disposizione? Ma guardi, allora, e anche qua voglio essere chiaro, la regione Friuli-Venezia Giulia è una delle regioni più virtuose d'Italia per quanto riguarda gli strumenti messi a disposizione del mondo del produttivo, ok? Quindi sia da un punto di vista di linee contributive, di fondi perduti, sia di risorse economiche. Non mi stancherò mai di dirlo, quanto abbiamo messo a disposizione noi durante la fase emergenziale, altre regioni non l'hanno messo. Adesso il problema è un problema a carattere un po' più allargato, nazionale e europeo, cioè vanno cambiate delle regole del gioco, che rendono difficile la vita a chi fa impresa oggi. Lo possiamo iniziare a fare noi come regione per quanto riguarda piccole regole del gioco legate alla burocrazia, alla velocizzazione, e ci stiamo lavorando, ma il grosso deve essere fatto governo centrale e comunità europea. È il momento di una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea, che apriamo parlando di cultura. Sarà incentrata sulla figura e le opere dello scrittore francese Mathieu Hénard la settimana dal 5 al 12 marzo di Dedica Festival in programma a Pordenone. 7 giorni con un ricco calendario di incontri con l'autore e alla scoperta dei suoi libri spalmati in 13 appuntamenti. Dal 5 al 12 marzo ritorna il Festival Dedica nella sua versione originale, sia come periodo e anche in presenza, insomma, dopo esserci lasciati alle spalle questo periodo complicato della pandemia. Siamo con Claudio Cataruzza, che è il curatore di questo festival, arrivato alla 28ª edizione, dedicato a Mathieu Hénard, insomma un grande scrittore che accoglierete qui a Pordenone per una settimana. Sì. Dal 5 al 12, come ho detto, ci sarà il festival, una parte è già partita perché le anteprime sono iniziate a inizio di febbraio e proseguiranno fino a fine di febbraio, e poi partiremo col festival vero e proprio. L'ospite di quest'anno è Mathieu Hénard, una delle voci più interessanti del panorama letterario diciamo contemporaneo, e quindi ci è sembrato doveroso rendere un omaggio a questa sua scrittura complessa, così scrittura molto raffinata e anche densa, ma nello stesso tempo anche affascinante e soprattutto ponte di dialogo fra culture differenti. Una settimana ricca di appuntamenti. Settimana ricca, ci saranno 13 appuntamenti che spaziano un po' dal teatro alle mostre, agli incontri con l'autore. Vorrei segnalare, non so, la presentazione del libro Zona, che verrà rieditato per l'occasione, e poi le letture teatrali con Peppino Mazzotta e con Rosario Lisma, che sono derivate da 2 romanzi di Hénard. L'uno è La perfezione del tiro e l'altro è L'alcol e la nostalgia, che sono 2 romanzi, diciamo, del nostro autore. Autore che arriverà a Pordenone, non più in videocollegamento come gli ultimi anni, purtroppo. No, verrà in presenza, arriverà il 4 e quindi avremo modo di conoscerlo e di, tra virgolette, gustare quello che avrà da dirci per tutta la settimana in presenza. Coinvolte anche le scuole? Sono coinvolte anche le scuole, come al solito c'è il progetto parallelo che comprende, diciamo, le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole elementari agli atenei universitari, per cui per le scuole superiori è partito un corso formativo a novembre e si concluderà con la premiazione del concorso e con un incontro esclusivo con l'autore, quindi questo ambito è ampiamente coperto e approfondito. Assessore Gibelli, anche il fatto di ritornare in presenza è importante per questo festival? Beh, è importante per tutti noi innanzitutto, ritornare in presenza e poter socializzare e godere insieme ad altri di bagni di cultura, perché è un pezzo della nostra vita e ci è mancato molto. Anche se devo dire, Dedica, così come gli altri nostri soggetti di produzione culturale, ha avuto la capacità di tenere comunque accesa la fiammella col suo pubblico, di non interrompere mai il contatto. E questo credo sia stato importante,
perché io sento dal resto d'Italia che ci si lamenta che gli eventi in presenza, a partire per esempio dalle presenze in teatro, soffrono di mancanza di pubblico perché il pubblico non si sta riabituando, e si vede che noi siamo fortunati. Non voglio dire che siamo bravi, ma noi siamo fortunati perché invece il pubblico a teatro ci va, agli eventi ci va e ci sarà anche a Dedica. Assessore, Parigi, insomma, Dedica ritorna e con un grande appuntamento con un grande scrittore. Sì, assolutamente. Allora, Dedica crea un legame profondo tra l'autore e la città, tra il libro e la città, quindi indipendentemente anche dai risultati di capitale del libro o meno. A me piace particolarmente il legame con i giovani, cioè con la scuola e l'università. E poi un altro aspetto fondamentale è quello di creare degli eventi eclettici attorno a un autore, cioè non c'è solo l'incontro con l'autore, ma viene declinato in tanti modi: musica, cinema, teatro. Parliamo adesso di natura, perché la Giant Trees Foundation Onlus Friulana, che sostiene l'importanza della tutela e della salvaguardia degli alberi, promuove e organizza per l'Italia il contest internazionale Tree of the Year. È possibile fino a fine mese votare per il proprio albero preferito. Il direttore scientifico della Fondazione, Andrea Maroè, suggerisce di votare per il castagno dei 100 cavalli nato alle pendici dell'Etna in Sicilia. Sentiamo. C'è un albero italiano, il castagno dei 100 cavalli, che sta concorrendo per diventare l'albero europeo dell'anno 2022, è così? Sì, il contest europeo, che si chiama naturalmente in inglese European Tree of the Year, è un contest che ormai dura da 15 anni. Per l'Italia partecipa appunto il castagno dei 100 cavalli, che è una pianta straordinaria. Ha vinto il contest nazionale lo scorso novembre, potrebbe essere addirittura forse la pianta, l'albero da frutto più vecchio del mondo, se non anche il più grosso. Attualmente è costituito da tre grossi alberi, che sembrano però condividere lo stesso apparato radicale. Secondo la leggenda, la regina d'Aragona nel 1500 con il suo esercito, quindi col suo seguito, e quindi con 100 cavalieri, durante un temporale si è portata per ripararsi sotto questo castagno, e da allora appunto il castagno ha preso il nome di castagno dei 100 cavalli. Questo vuol dire che già nel 1500 appunto quest'albero era un albero con una chioma enorme. Non sappiamo se poi questa sia leggenda, sembra che proprio invece Giovanna d'Aragona non sia neanche mai andata in Sicilia, per cui comunque poi c'è un po' la tradizione, però resta il fatto che questo castagno è stato studiato da moltissimi punti di vista, vuoi per l'età, vuoi per la storia che può raccontare, vuoi per il fatto che appunto potrebbe essere l'albero più grande del mondo se si riuscisse a dimostrare che l'apparato radicale, e quindi comunque la pianta, nasce dalle stesse radici. Ed è appunto anche difficile renderlo in immagini, forse per questo in questo momento il nostro albero, che per me è spettacolare, è quinto, però c'è la possibilità di continuare a votare fino alla fine del mese, e poi a metà marzo ci saranno poi le premiazioni, sapremo effettivamente chi vincerà. È un albero che, se non erro, sorge alle pendici dell'Etna, quindi è in un contesto insomma particolare. L'obiettivo è quello di unire tutta l'Italia, quindi anche dal Friuli far sì che questo albero insomma possa... Sì, perché rappresenta, in effetti in questo momento, è il portacolori dell'Italia, è l'albero che porta i colori dell'Italia. Ogni anno appunto ne viene selezionato uno assieme al Ministero delle Foreste, la Giant Trees organizza questo concorso e poi appunto organizza un po' quello che è il sostegno. E in questo momento, mentre prima si poteva scegliere tra una rosa di 4 castagni per decidere qual era il castagno più bello d'Italia e più amato, in questo momento dobbiamo, diciamo, tutta l'Italia dovrebbe poter sorreggere questo campione. Bisogna fare attenzione durante la votazione, perché non si vota solo per un esemplare, ma si vota possibilmente per il nostro castagno, se ci piace, e anche per un altro esemplare di quelli che concorrono a livello europeo. Attualmente sono 11 paesi
e poi bisogna ratificare il voto quando arriva una mail di risposta e solo a questo punto si è sicuri di aver votato. È un po' farraginoso come concorso, però insomma sarebbe importante riuscire a piazzarci bene, anche perché l'Italia, io penso, è veramente ricca di monumenti, di architetture straordinarie, ma anche la sua natura e anche gli alberi. In questo momento abbiamo oltre 4.000 alberi monumentali censiti in Italia. Devo dire che il Friuli è comunque la prima regione con gli alberi monumentali e abbiamo quindi delle bellezze veramente, anche dal punto di vista naturale, veramente straordinarie. Come si vota? Allora, si può arrivare direttamente sul nostro sito www.gianttrees.org e da lì si verrà condotti passo passo alla votazione, si cade poi nel sito europeo, appunto bisogna fare 2 crocette, segnare 2 crocette, io consiglio appunto il castagno dei 100 cavalli e possibilmente un albero che ha meno voti del castagno dei 100 cavalli e poi bisogna mettere naturalmente il proprio consenso, la mail. A quel punto arriva una mail a casa e si clicca sul link e si ha votato. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.